Bentrovati, torniamo in diretta con lo spazio di approfondimento dedicato ai temi sanitari e in particolare agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Saluto e ringrazio il dottor Tony Darisi, direttore dell'unità operativa complessa di accettazione e pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Bentrovato, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, un front office, lo possiamo chiamare così, il pronto soccorso, dottore. Oggi parleremo in particolare della gestione di alcuni sintomi che possono in qualche modo spaventare il paziente, no? Perché quando ci si trova di fronte a tachicardia, dolore toracico, paura di un infarto, tanto negli uomini quanto nelle donne, è chiaro che il primo pensiero che viene è quello di fare un salto al pronto soccorso, ma siamo anche in un periodo di febbri, influenze e situazioni magari che diventano acute in qualche modo, e quindi utilizziamo questo spazio. Ricordo ai nostri telespettatori come sempre il numero che vedete in sovraimpressione se volete rivolgere delle domande possibilmente pertinenti naturalmente al tema che seguiamo e alla specializzazione in particolare del dottore che abbiamo qui ospite. Daremo delle istruzioni per un uso corretto del pronto soccorso, e allora da questo titolo ci viene una domanda un po' estemporanea, dottore: perché non è sempre corretto l'uso del pronto soccorso? Allora perché diamo queste istruzioni? Allora, in linea di principio noi non rifiutiamo mai nessuno, quindi va sempre bene rivolgersi al pronto soccorso, ovviamente, soprattutto in tempi in cui ovviamente magari il territorio è un pochino più congestionato, un po' perché i medici di base sono più assediati, sono di meno, eccetera, quindi piuttosto che non è meglio rivolgersi da noi. L'idea era quella di fornire insomma delle indicazioni per un uso corretto. Uso corretto non significa che ci sia un uso scorretto, significa che però per certi sintomi in certe situazioni ci si può anche gestire con il medico di medicina generale, in assenza del medico di medicina generale con la continuità assistenziale, quella che una volta che la guardia medica, sappiamo che qua in Italia ogni tanto cambiamo i nomi, non cambiano le cose, ma insomma quello è. Oppure si possono anche cercare di gestire alcuni sintomi in determinate situazioni anche semplicemente a domicilio, ovviamente magari istruiti dal proprio medico di medicina generale o anche da quello che diremo noi qui oggi in relazione a questi sintomi di cui vorremmo parlare, che sono magari quelli che più di questi tempi preoccupano, e soprattutto anche in questa stagione. Quindi stando attenti magari ai consigli del medico di medicina generale o quello che può essere appunto detto anche da noi oggi, si può anche evitare di affollare il pronto soccorso. L'affollamento del pronto soccorso è un problema serio, ovviamente tutti sappiamo perché viene detto ripetutamente in tutti i telegiornali, in tutti i giornali anche, di come sia complessa la situazione in cui versano tutti i pronti soccorsi, perché ovviamente il depauperamento dell'organico medico-infermieristico impone ovviamente a volte anche dei tempi di gestione che sono un pochino più lunghi. Noi che lavoriamo all'interno, tutti noi che lavoriamo all'interno delle strutture della medicina emergenza-urgenza, dobbiamo necessariamente, attraverso un sistema molto complesso che magari esce anche un pochino dalle dinamiche della trasmissione di oggi, selezionare necessariamente quelli che sono i pazienti che hanno bisogno di essere valutati immediatamente, a cui dobbiamo dare subito una risposta operativa, i pazienti che devono essere fatti entrare subito oppure che devono essere fatti entrare nell'arco di pochi minuti e nei quali l'attesa può costituire un rischio importante, e i pazienti che per sintomi minori che non hanno, questo lo sappiamo, lo conosciamo noi, lo veniamo a sapere nel momento in cui intervistiamo il paziente che si presenta ovviamente all'accettazione e che ci descrive il suo quadro sintomatologico, che possono aspettare e per i quali diciamo l'attesa non costituisce un rischio. Chiamiamo i codici bianchi. Il codice bianco non è necessariamente un accesso improprio, perché spesso sentiamo il paziente: ma io sono un codice bianco. Non vuol dire che sei venuto per niente. Facciamo l'esempio di una ferita non grave ovviamente, una ferita procurata con un coltello da cucina. Il paziente viene in pronto soccorso
correttamente, perché non può andare da un'altra parte, o qualche medico di base magari anche attrezzato per fare una sutura, però generalmente no, quindi l'accesso è assolutamente proprio, però se la ferita è piccola e superficiale, non sanguina, non è in un'area che possa provocare un rischio, gli viene attribuito correttamente un codice bianco. Purtroppo deve aspettare, non è a rischio evolutivo, non succederà nulla se attende 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, 2 ore, anche di più delle volte, e quindi questo per dire che codice bianco non vuol dire accesso improprio. Una parte dei pazienti classificati come codice bianco sono accessi tra virgolette impropri, nel senso che sono pazienti che potrebbero tranquillamente rivolgersi al loro medico di medicina generale o alla continuità assistenziale per dei sintomi che possono essere gestiti appunto anche sul territorio. Dottore, qui abbiamo già una telefonata prima ancora di entrare nell'argomento del dolore toracico. Proviamo a sentire. Pronto, buongiorno. Con chi parliamo? Sono Silvano Bianchin. E chiama da dove, mi scusi? Da Treviso. Ci dica. Niente, io ho un problema, attualmente ho un problemino. Sono uscito 10, scusi. Non riusciamo a sentire bene, può parlare un po'? Sì. Ecco, ci scandisca meglio. Sono uscito da qualche giorno dall'ospedale perché ho fatto dei calcoli alla cistifelia. Però adesso mi trovo a casa, oltretutto sono diabetico e mi trovo con la glicemia che è un po' alta, diciamo, abbastanza alta. E volevo sapere se era dovuta un po' a delle medicine che ho preso in precedenza, volevo sapere forse il motivo. Le premetto che ho problemi anche ai reni, tanto è vero che il giorno 19 qua del mese devo andare a fare un controllo in nefrologia per la dialisi, per un'eventuale dialisi. E di conseguenza sono un pochettino preoccupato perché adesso mi trovo la glicemia un po' alta e allora volevo sapere da cosa è dato sto valore alto. E cosa magari è il caso di fare, dottore? Esatto, sì. Allora, grazie. Signor, se mi ricorda il nome... Silvano, mi pare? Il signor Silvano. Allora, le faccio io solo una domanda. Qual è il valore di glicemia? Perché ovviamente senza sapere il valore è difficile dare un'indicazione, anche se in linea di massima. Ci ha sentito? Sì. La glicemia quant'è? A 2,80, 2,90, prima di pranzo era. Ok, allora 2,80, 2,90 non è un valore allarmante, diciamo. Dare una risposta precisa dovrei averla qui di fronte, poterla visitare, poterle fare delle domande precise che richiedono del tempo. Diciamo che se lei non è un soggetto diabetico e quindi non prende dei farmaci per il diabete, è una glicemia effettivamente piuttosto altina per essere, se davvero è preprandiale, quindi prima appunto del pranzo, poi in realtà non è una glicemia dopo 12 ore di digiuno in senso stretto, quindi dovremmo entrare un po' nel merito. È chiaro che comunque lei viene da un periodo di stress legato ad un recente, io non so se sia stato operato per i calcoli, se sia stato solo tante volte trattamento conservativo, quindi ricoverato e non operato, per cui bisogna vedere anche questo. Però viene da un evento stressante, perché comunque è un ricovero ospedaliero per un evento acuto, evidentemente avrà avuto credo una colecistite acuta, una colangite o qualcosa di simile, e questo provoca il rilascio di una serie di ormoni da stress eccetera che provocano tra i vari effetti anche quello dell'incremento della glicemia, quindi potrebbe essere in una fase in cui si sta aggiustando la cosa. Il consiglio è quello che, stando a sentire come lei mi racconta la cosa, ritengo che la cosa possa essere gestita assolutamente con il suo curante, non occorre precipitarsi da nessuna parte per questo valore che lei mi riferisce, occorre semplicemente eventualmente monitorarlo durante il giorno, magari domani mattina prima di colazione, e riferirlo al suo medico di base, ecco, questo senz'altro, ma non mi allarmerei più di così.
Ecco, benissimo. Dottore, grazie per questa prima risposta, grazie al telespettatore naturalmente che ha chiamato. Questi nostri contenitori, queste nostre trasmissioni servono anche innanzitutto per tranquillizzare, no? Le persone che hanno, quando è possibile, delle difficoltà, i nostri telespettatori a cui siamo a servizio, insomma, necessariamente. Allora, dolore al torace, abbiamo parlato di questo, spesso e volentieri è uno dei campanelli che ci fanno schizzare al pronto soccorso necessariamente. Che caratteristiche deve avere per preoccuparci davvero? Certo. Allora, dolore toracico o riferendo un dolore toracico arrivano tantissimi pazienti al pronto soccorso, proprio perché giustamente come lei diceva è un sintomo che allarma, perché ne sentiamo di ogni e quindi giustamente questo produce un'attenzione anche maggiore, certo, finalmente, tra l'altro, perché una volta magari lo si trascurava, adesso con il tam tam si cerca, ecco. Allora, quello che per noi è un dolore toracico che deve essere considerato come un campanello d'allarme non solo per l'infarto ma anche per altre patologie acute, quindi pericolose per la vita e per il quale il paziente deve essere gestito e quindi portato rapidamente all'interno del pronto soccorso, deve essere iniziato un percorso, è un dolore che però ha delle caratteristiche definite. Allora diciamo, andando brevemente ovviamente, la sede del dolore che noi consideriamo quella tipica del dolore toracico è una sede che noi diciamo va dalla punta del naso all'ombelico, quindi non è solo un dolore del torace, può essere al torace anteriormente, posteriormente, tipicamente tra le scapole, può essere un dolore delle spalle, delle braccia, può essere un dolore del collo, delle mandibole, può essere un dolore anche della parte alta dello stomaco sostanzialmente, non della parte bassa, quello è un dolore che non lo configuriamo come un dolore toracico. Deve essere un dolore, sempre perché noi lo consideriamo a rischio, in atto, cioè che il paziente nel momento in cui arriva, accede al pronto soccorso, ce l'ha. Okay? Quindi un dolore che è insorto ma che ha anche in quel momento. E che non è passato, diciamo. Che non è passato, oppure magari in fase di risoluzione ma ancora il paziente avverte. È un dolore che deve essere recente, perché un dolore di una settimana fa, 15 giorni fa, è difficile che ci faccia pensare a qualcosa di pericoloso, naturalmente, è un dolore che molto probabilmente avrà delle altre cause, è un dolore di una durata anche che ha una sua tipicità, diciamo un dolore che deve essere di almeno 10 minuti, un dolore fugace, una fitta, uno spillo, un punto, quelli non sono dei dolori che facciano pensare appunto ad una genesi cardiaca infartuale o ad altre genesi pericolose. Non deve essere ovviamente un dolore traumatico, uno che è caduto il giorno prima magari ha contuso un po' il torace sulla sedia, sul bordo del letto, il giorno dopo sente un dolore, quello è difficile che sia un dolore toracico infartuale, dopodiché la sfortuna ci vede bene, ma insomma è un dolore che ha una sua spiegazione. E non deve essere anche, cioè non lo consideriamo a rischio per un evento cardiaco, un dolore che ha tipicamente delle cause locali, per esempio un dolore dentario dovuto ad un processo odontogeno, insomma ad una carie, ad un ascesso dentario di cui magari il paziente sia a conoscenza perché è stato dal dentista il giorno prima, la settimana prima, la periartrite scapolomerale di cui il paziente sa di soffrire perché ha l'artrosi da tempo in cura dall'ortopedico, al reumatologo eccetera, oggi ha più male. Quello non pensiamo che sia l'infarto, l'herpes zoster, okay? Un'eruzione erpetica di cui tanti abbiamo magari visto, soprattutto nei pazienti più anziani, che ha una causa cutanea locale evidente, un dolore terribile, assolutamente, ma anche quello non lo consideriamo come un dolore possibilmente infartuale. Quindi queste sono un po' le caratteristiche di sede e di presentazione. Dopodiché il dolore che ci fa pensare, quando noi, una volta che abbiamo detto che queste sono un po' le caratteristiche su cui in prima battuta ci orientiamo per dare quell'etichetta di dolore toracico che ci impone di osservare il paziente all'interno del pronto soccorso rapidamente, in tempi rapidi, insomma entro 10 minuti il paziente entra. A
facciamo l'elettrocardiogramma, rileviamo i parametri strumentali e cominciamo ad intervistare il paziente. Le caratteristiche del dolore che ci fanno pensare, poi non è detto che venga confermata l'ipotesi, ma che ci fanno pensare al dolore toracico, sono più tipicamente un dolore, diciamo, retrosternale, cioè qui dietro lo sterno, con delle caratteristiche di tipo pressorio, quindi adesso un dolore che preme, che stringe, che il paziente avverte come una fitta tante volte molto intensa. Nei casi più tipici si irradia all'arto superiore, tipicamente di sinistra, quindi può essere la spalla, al braccio, oppure al collo, alla mandibola, e può essere anche un dolore che si associa a dei sintomi tipo la sudorazione fredda soprattutto, è quella che ci fa pensare di più, oppure alla nausea, al vomito. Ecco, un dolore con queste caratteristiche ci induce a considerare quel dolore come più probabilmente dovuto a un dolore di tipo infartuale ischemico. L'altra cosa importante poi ovviamente che noi indaghiamo nel momento in cui, perché noi facciamo tutte le cose insieme, anche se siamo uomini non è vero che non riusciamo a fare due cose assieme, e mentre facciamo l'elettrocardiogramma, mentre mettiamo il paziente a monitor, mentre lo mettiamo in sicurezza, ok? Quindi mettiamo sdraiato il paziente, attacchiamo il saturimetro, rileviamo la pressione, facciamo il tracciato, intanto lo intervistiamo, cerchiamo la sua documentazione clinica attraverso gli archivi elettronici, attraverso la documentazione che il paziente ha, e cominciamo anche a vedere qual è la storia del paziente. Quindi cos'altro fa di quel dolore un dolore a rischio di essere infartuale? La sua storia, per esempio il fatto che il paziente, invece che essere un 22enne sano come un pesce che fa sport sempre, non ha mai avuto niente, è un paziente per esempio cardiopatico che ha già avuto ovviamente degli eventi ischemici cardiaci, oppure semplicemente un paziente coronaropatico, oppure un paziente che ha dei fattori di rischio specifici, quindi altre malattie cardiovascolari, quindi il diabete, piuttosto che l'ipertensione arteriosa, piuttosto che l'obesità, oppure fattori legati al sesso e all'età, quindi il fatto di essere maschi sopra i 55 anni e di avere familiarità nei parenti stretti, quindi mamma, papà, fratelli, sorelle che abbiano avuto l'infarto prima dei 55 anni. Il nonno non fa testo, lo zio, insomma. Ecco. Fanno testo. Dottore, lei ha fatto un passaggio che mi ha incuriosito su una cosa, poi le chiedo, certo. Passiamo alla domanda successiva. Il dolore toracico pericoloso è solo quello legato all'infarto? No, ci sono altre patologie che entrano, noi tecnicamente diciamo nella diagnosi differenziale del dolore toracico, e che sono ugualmente patologie pericolose per la vita e che devono essere, che noi consideriamo sempre ovviamente quando vediamo un paziente affetto da questo tipo di dolore. Sono altre patologie più rare se vogliamo, e che però vanno considerate, e sono l'embolia polmonare, che è una patologia che comporta l'ostruzione del circolo arterioso polmonare da parte di coaguli che generalmente, ma non sempre, provengono dagli arti inferiori. E sono la dissezione aortica, e quindi diciamo una rottura, ecco, se vogliamo, di un aneurisma che coinvolge l'arco aortico, l'aorta toracica o l'aorta discendente, e la pericardite. Non è necessariamente una patologia grave, è una patologia che deve essere verificata e diagnosticata. E sono patologie del torace, quindi di pericoloso è solo un tipo di patologia particolare, che è il pneumotorace iperteso, cioè quando entra aria nel cavo pleurico e questo provoca una pressione all'interno del cavo pleurico che poi ha delle conseguenze sulla circolazione arteriosa venosa. Queste sono delle patologie che noi dobbiamo escludere, noi non possiamo avere il dubbio che ci sia qualcuna di queste e far girare il paziente per i reparti o addirittura dimetterlo. Sono patologie che si esprimono con delle caratteristiche cliniche che non sono esattamente quelle del dolore infartuale, che sono un pochino diverse, che noi ovviamente conosciamo, che dobbiamo cogliere nel paziente e il cui dubbio deve essere fugato necessariamente, per cui noi valutiamo il paziente con dolore toracico naturalmente anche per escludere questo. Una piccola precisazione che mi lego alla sua domanda:
Molte volte, e questo è una cosa, è un messaggio importante credo da passare agli spettatori e spettatrici che ci ascoltano, soprattutto nei casi dei sintomi che noi chiamiamo maggiori come il dolore toracico. Per fortuna, nella maggior parte dei casi noi facciamo in pronto soccorso, è la nostra missione, il nostro lavoro, una diagnosi cosiddetta di esclusione. Ovvero, dico brevemente, cerco di trasmettere questo concetto che però è importante perché è fonte a volte di misunderstanding, di incomprensioni. Se noi verifichiamo che il paziente non ha l'infarto, ammettiamo che il paziente arriva per il dolore toracico, noi facciamo il nostro percorso, vediamo che il paziente non ha avuto l'infarto, non ha l'infarto, abbiamo escluso che abbia altre patologie critiche e riteniamo, fatti i nostri accertamenti, che il paziente sia dimissibile in sicurezza, dicendo al paziente: guarda, io tranquillo che non ha l'infarto, non ha l'embolia polmonare, insomma non ha cose gravi, quindi può tranquillamente andare a casa. Ovviamente noi, oltre che alla gestione del percorso diagnostico, facciamo anche la terapia insieme, sempre perché siamo uomini, non sappiamo fare due cose insieme. E va fatta, e questo è un altro capitolo importantissimo, la gestione del sintomo, quindi del dolore. E quindi trattiamo il dolore. Il paziente che ha concluso un iter diagnostico che ha portato diciamo, all'esclusione delle cause critiche e verosimilmente con una buona risposta al dolore, un paziente che noi possiamo dimettere. Molte volte noi non sappiamo quale sia la causa di quel dolore e facciamo delle ipotesi sulla base dei sintomi di presentazione, diciamo al paziente: guardi, non ha l'infarto, non ha l'embolia polmonare, non ha nulla di pericoloso, il dolore, per quanto a noi pare, potrebbe essere un dolore che viene dallo stomaco, una gastrite, potrebbe essere un dolore intercostale, visto che magari si acuisce con i movimenti, eccetera. Ma di questo noi non possiamo fare una diagnosi strumentale, noi non abbiamo uno strumento diagnostico che ci consente di dire il dolore intercostale piuttosto che la gastrite, possiamo fare una gastroscopia in pronto soccorso per andare a vedere. Ma dimettiamo il paziente in sicurezza facendo una diagnosi di esclusione, escludiamo il rischio, escludiamo che ci sia qualcosa su cui dobbiamo aggredire il paziente da un punto di vista diagnostico, da un punto di vista terapeutico, e lo dimettiamo in sicurezza, dando ovviamente la terapia, cioè mandandolo a casa con un dolore migliorato verosimilmente, e dando delle indicazioni successive al medico curante per quello che poi è un iter che si può tranquillamente gestire nei tempi, insomma, del medico curante, degli ambulatori, eccetera. Quindi in pronto soccorso non è che si va e ci si cura da tutto, si ricevono appunto indicazioni sull'acuto. No, non si ricevono le diagnosi di tutto. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è? Pronto? Sì? Eccoci qua, ci dice il suo nome, da dove chiama, per favore, buongiorno. Assunta da Oderzo. Buongiorno, ecco, giochiamo in casa, dottore. Oderzo, ci dica, signora. Io ho avuto dei problemi da ricorrere al pronto soccorso perché avevo forti dolori al petto. E sono stata là, mi hanno fatto la pressione, hanno messo come si chiama? Mi hanno fatto l'ecocardiogramma, mi hanno fatto gli esami e mi dicono che è dovuto all'ernia iatale, che mi prende, siccome è all'altezza del cuore, e mi preme verso il cuore con forti dolori e anche braccio. E loro mi hanno detto che di cuore non c'era niente, di tornare dal mio medico e vedere, siccome io ho avuto l'ulcera alla gastrite, che può essere che si infiammi e va a premere dalla parte del cuore e quello mi creava dolore. Mi è capitato 2 volte, proprio ho preso tanta paura. Mi hanno detto escludiamo l'infarto, così. E lei Sono stata là tutta la notte e la mattina mi hanno mandato a casa e ho detto: signora, di quello che riguarda il cuore non c'è niente. Certo. Stia tranquilla, però con dolore ho preso paura. Ma è assolutamente giusto prendere paura e come ho accennato prima, a volte, ecco, non l'ho detto prima in maniera precisa, ma insomma il concetto è un po' anche questo, escludere che il paziente abbia l'infarto, abbia altre patologie critiche richiede molte volte del tempo, perché gli strumenti che abbiamo a disposizione, che sono fondamentali, l'elettrocardiogramma, gli esami ematochimici eccetera, però non ci consentono in un'ora, in 10 minuti di escludere delle diagnosi simili.
Sono esami che vanno stratificati nel tempo, quindi probabilmente sarà successo anche alla signora, devono essere ripetuti ad una distanza di 8 ore, noi dobbiamo fare un monitoraggio dell'andamento non solo del dolore e della clinica del paziente, ma anche di come vanno i suoi esami strumentali. Quindi dobbiamo ripetere l'elettrocardiogramma ad alcune ore di distanza, dobbiamo ripetere gli esami del sangue ad alcune ore di distanza, dobbiamo monitorare il paziente. Solo dopo questo percorso possiamo dire con ragionevole certezza che il paziente non ha l'infarto e che il dolore è ascrivibile alla sua patologia gastritica, cronica, l'ulcera, eccetera. Quindi può darsi, questo succede spesso, che il paziente rimane con noi per tanto tempo, ma questo è ai fini della sicurezza del paziente. Non ci saremmo mai permessi di dimetterla, mia cara, non so se è ancora in ascolto, dopo i primi accertamenti, e questo non lo facciamo mai perché le linee guida prevedono che così si faccia, ma anche il buon senso prima che ci fossero le linee guida, dopo i primi accertamenti che magari in cui vediamo un elettrocardiogramma negativo, gli esami del sangue che sono tutti perfetti, siamo a casa tranquilla che l'infarto non c'è. Se il dolore è recente dobbiamo stratificare anche nel tempo la cosa, quindi vedere come va l'evoluzione della clinica, vedere come vanno i suoi parametri, vedere come va il dolore, vedere soprattutto come vanno gli esami, l'elettrocardiogramma e gli esami del sangue, perché solo con il decorso temporale possiamo fare una diagnosi di infarto, come per fortuna nel caso della signora, o meno. Ci dobbiamo fermare, dottore, per qualche minuto, una brevissima pausa, torniamo tra poco perché abbiamo molti altri temi da trattare. Ritorniamo in diretta, spazio di approfondimento legato ai temi sanitari con gli specialisti dell'ULSS 2. Torno a salutare il dottor Tony Darisi, che è direttore dell'unità operativa complessa di accettazione e pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Stiamo parlando di quando è il caso e come è il caso di accedere al pronto soccorso, in particolare quando abbiamo il sospetto di episodi acuti, patologie cardiache, tachicardia, dolore toracico, ma poi parleremo anche velocemente della febbre. Allora, velocemente dottore, che cosa è opportuno fare o non fare in caso di dolore al torace? Allora, quello che noi consigliamo a tutti i pazienti per qualsiasi sintomo di fare, che è una cosa che spesso non si fa anche ora, è quella di prendere un antidolorifico, un analgesico a casa. Tante volte noi chiediamo ai pazienti: ma ha preso? No, non ho preso. Come mai? È perché non sapevo che cosa prendere, non mi fidavo, non so. Allora, è una regola che vale sempre, un analgesico, dei comuni analgesici di cui la maggior parte di noi dispone a casa, la tachipirina, l'ibuprofeno, non posso fare i nomi commerciali perché ovviamente magari no, però se disponiamo di questi analgesici, perché ne abbiamo già fatto uso per precedenti cose, abbiamo avuto un dolore alla spalla, un dolore al ginocchio, eccetera, la prima regola è quella di trattare il dolore. Va benissimo, il dolore va trattato, lo facciamo anche noi in pronto soccorso prima all'accettazione tante volte, quindi prima ancora di far partire l'iter del paziente quando non sappiamo che cos'ha, il dolore va gestito perché è una patologia, nella patologia che aggrava la patologia, aggrava, se è un dolore severo ovviamente, anche il decorso successivo della patologia. Il suo trattamento è dimostrato nelle linee guida più recenti, migliora anche l'outcome del paziente. Quindi non bisogna aver paura di nascondere il dolore e poi non riuscire a capire di cosa si tratti. Tenerselo, soffrire. Invece no, va trattato, quindi a casa prendiamo subito un antidolorifico. Allora, qual è invece il percorso diagnostico in caso di dolore toracico al pronto soccorso? Un pochino abbiamo accennato un po' a questo, prima, sì, no? È un percorso che non è necessariamente breve perché prevede come minimo l'esecuzione di un elettrocardiogramma al momento dell'ingresso del paziente e degli esami ematochimici immediati che ci consentono di vedere quello che ci serve, quindi non certo il colesterolo ma piuttosto gli indici di infiammazione, ovviamente gli esami del cuore, la troponina che ormai tutti sanno che cos'è, però devono essere ripetuti, seriati nel tempo, molte volte, a volte no, ma non entriamo nel merito, ma nella maggior parte dei casi devono essere ripetuti a ore di distanza, quindi anche se si vuole escludere una semplice genesi infartuale perché non riteniamo che ci siano altre cose dietro, ma il percorso può rendersi lungo. Quindi bisogna avere anche una certa dose di pazienza, certo, insomma. Noi cerchiamo no? sempre di spiegare ai pazienti familiari che non stiamo preoccupati perché il paziente rimane 3 ore, 4 ore, non vuol dire che sta grave, vuol dire semplicemente che però noi abbiamo bisogno di tempo per dire non hai l'infarto. Allora, non c'è ovviamente per fortuna solo l'infarto, non c'è solo il dolore come sintomatologia, si può sentire il cuore che fa un po' le bizze, no? Quindi tachicardia, cardiopalmo e quando è il caso di allarmarsi, di prendere paura.
Anche il cardiopalmo è un sintomo che porta spesso all'attenzione appunto del pronto soccorso. Intanto che cosa vuol dire? Il cardiopalmo vuol dire che si sente il cuore che batte veloce, questo è il sintomo che a cui noi attribuiamo questo termine. Quindi quando si sente questo sfarfallio in veneto, si dice la batarea, è esattamente quello. Oppure lo si sente irregolare, quindi veloce o irregolare. Può essere anche testimoniato dal medico di base, oppure tante volte uno ha l'orologio, ormai tutti abbiamo l'orologio che segna la frequenza, eccetera. E a che frequenza bisogna allora, allarmarsi? tecnicamente noi intendiamo, per tachicardia, un valore di frequenza cardiaca al di sopra dei 100 battiti per minuto. Però è un valore limite, non significa che 105 sia tachicardia, non significa che 98 non lo sia. Poi le cose vanno. Diciamo che fino a 105-110 sono valori che non ci devono allarmare, soprattutto se sono dei valori che sono associati alle cause, diciamo, alle cause non complicate, alle cause lievi di tachicardia. Può essere lo stress, uno stress psicogeno da lavoro, uno stress fisico, uno sforzo fisico, possono essere eccitanti, bevande eccitanti, pensiamo al caffè, magari uno che non è abituato, anche uno stress emotivo, l'ansia può provocare insomma anche delle tachicardie importanti, insomma a 120, 130, anche di più noi vediamo. Diciamo che fino a 110-120 se sono associate a queste cause, diciamo, minori che abbiamo detto, e ci si può gestire anche a domicilio, semplicemente attendendo un pochino di tempo, vedendo come va la cosa, cercando di mettersi un attimino tranquilli, ovviamente interrompendo lo sforzo fisico, cercando di rilassarsi, di vedere come va. Se la cosa tende a regredire, eccetera, siamo di fronte ad un evento chiaramente che non ha le caratteristiche di urgenza e che può essere magari sottoposto all'attenzione del medico di base. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Ecco, la sentiamo forte e chiaro adesso. Chi è, da dove chiama? Perfetto. Ecco, da Borgo Veneto Santa Margherita d'Adige, vicino all'ospedale di Schiavonia. Molto bene, ci dica. Ecco, allora, abbiamo fatto fare un holter privatamente al figlio di 11 anni perché si sentiva ogni tanto, si sente il cuore, sto battito che va, il cuore batte forte. Allora abbiamo fatto per curiosità anche, perché i tempi biblici quando si prenota sono lunghi, allora abbiamo fatto privatamente. Allora abbiamo proprio stamattina portato a casa il referto, posso leggere tutto così capisce meglio il dottore? Se non è lunghissimo proviamo. No, allora dunque, tempo totale di registrazione 23 ore e 58, costante ritmo sinusale, la frequenza cardiaca media AGVR è 69 BPM, la frequenza cardiaca minima HR è 46 BPM alle 5 e 11 minuti. La frequenza cardiaca massima HR è 146 BPM alle 13:55. Sono state trovate 0 pause, una V, 2 0 secondi, una TVNS di 15 battiti monomortafa con FM di 181 BPM, assenti extrasistoli sopraventricolari, assenza di turbe dalla conduzione antiventricolare e intraverticolare, Mamma mia. dell'impulso. Ecco, è scritto, si consiglia visita urgente. E assenza di alterazioni ischemiche nel tratto STT. Cerco di dare, non è facilissimo, dovrei leggermelo in realtà il referto, ma anche guardarmi l'holter, così non credo di dare una risposta esaustiva. Da quello che ho capito, che lei ha correttamente letto all'inizio, c'è una costanza di ritmo sinusale, quindi questo ci esclude che ci siano delle patologie gravi dietro. Non so per quale motivo il collega che scrive referta visita urgente non
non lo ravviserei stando alla lettura, però è una lettura effettivamente su cui francamente non posso dare un marchio assoluto. Dovrei vedere il referto, dovrei vedere tutte le pagine, ma mi pare, se è scritto costanza di ritmo sinusale, questo ci esclude che ci siano delle aritmie maggiori dietro. Però è il caso di andare a indagare se il collega ha scritto base, così, sì, necessariamente dal medico di base. E qua comincia l'avventura, perché se vuoi le racconto tutta la storia. Allora, considerando il fatto, scusi se... siamo andati, se non so se i tempi... No, non abbiamo molto tempo in realtà, porti pazienza, stiamo cercando di dare più risposte, capiamo naturalmente le preoccupazioni di un genitore, ci mancherebbe altro. Un rapidissimo feedback, se l'esame soprattutto è stato fatto di propria iniziativa, non magari mandato dal cardiologo curante eccetera, che ravvisa un'indicazione assoluta di fare quel tipo di esame, è difficile pensare che abbiamo scoperto qualche cosa di incredibile, quindi condividetelo con il medico di base, ecco, questo sì. Grazie mille, porti pazienza ma abbiamo poco tempo purtroppo. Allora dottore, abbiamo detto di tachicardia e cardiopalmo, si può gestire, abbiamo detto, a domicilio la tachicardia? Certo, se è una tachicardia entro i 120-130 battiti per minuto, è chiaro che se è una tachicardia di 180 è meglio farsi vedere subito, anche da noi volentieri, ma queste frequenze fino a 120-130 non ci devono allarmare, si può gestire a domicilio, come ho accennato prima ci si mette tranquilli, si interrompe lo sforzo se si sta facendo lo sforzo, per esempio no, avevo la tachicardia mentre spaccavo la legna, no, bisogna andare in casa, rinunciare al lavoro che si stava finendo, so che è molto difficile per tanti, ma lasciare lì la legna, la si farà il giorno dopo, andare in casa, mettersi tranquilli, fare insomma dei respiri soprattutto controllati e vedere come la cosa va. Se la tachicardia tende a regredire, naturalmente è difficile che ci sia una aritmia maligna dietro, soprattutto se il paziente sta bene. Ci allarmiamo quando quando la cosa non regredisce, quando le frequenze tendono a valori che sono più alti e soprattutto se ci sono dei sintomi associati, se c'è un forte dolore toracico associato alla tachicardia, se c'è una respirazione affannosa associata alla tachicardia, se c'è una sensazione di svenimento o se addirittura siamo svenuti nel contesto della tachicardia o prima della tachicardia, se abbiamo una sudorazione profusa. Ecco. Se ci sono dei sintomi di questo tipo associati, allora è bene anche allertare il 118. Ma se la tachicardia sta entro valori, entro i valori che abbiamo detto, di 120-130, senza sintomi associati, ci mettiamo tranquilli, vediamo un po' come va, contattiamo il medico di base. Ecco, appunto, lei ha già risposto, quindi in alternativa è il caso di presentarsi in pronto soccorso, naturalmente se ci sono questi abbinamenti. Più che di presentarsi al pronto soccorso, proprio di sentire il 118, anche nel caso del dolore toracico. Non va mai bene, a meno che qualcuno non ci accompagni, ma insomma comunque non è bene, mettersi in macchina, ok? Quindi ho la tachicardia, ho il cuore che va a 150, ho il dolore toracico, anche se non so se può essere, non mi metto in macchina, anche se accompagnato. Chiamiamo il 118, poi ci facciamo dare le indicazioni nel caso. Però... Certo, poi lei diceva giustamente, verifichiamo in caso di tachicardia, anche in presenza di uno sforzo, di uno stress, eccetera, se regredisce. Sì. In che tempistica? Ma ci diamo 5-10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, oltre questi tempi, se non cambia nulla, se la tachicardia rimane fissa per un quarto d'ora, mezz'ora, nonostante non ci siamo messi tranquilli, telefoniamo, magari ci facciamo dare le istruzioni del caso. Se abbiamo il medico di base, sentiamo il medico di base, altrimenti sentiremo la continuità assistenziale oppure il 118 chiaramente. Senta dottore, un paziente affetto da fibrillazione atriale, qua entriamo già più nello specifico, deve allarmarsi se avverte tachicardia? Allora, entriamo un pochino più nello specifico, però ovviamente la fibrillazione atriale sappiamo è una patologia molto diffusa nella popolazione, tantissimi ne soffrono e quindi riguarda una fetta ampia della popolazione. Allora, di solito il paziente che ha la fibrillazione atriale conosce la patologia e se è già inquadrato dal proprio cardiologo o dai cardiologi, insomma dal cardiologo di fiducia, viene anche opportunamente, adeguatamente istruito, gli vengono date proprio le istruzioni del caso, quello che devi fare se ti viene di nuovo la tachicardia. Allora, diciamo che
La fibrillazione ventricolare e la fibrillazione atriale, che è una patologia in cui il cuore perde il controllo, diciamo, del sistema nervoso, del ritmo cardiaco e tende ad andare veloce per conto suo, comporta brevemente sia un sintomo, che è quel fastidio del cuore che batte veloce che noi sentiamo, e un pericolo, che è che dentro il cuore si formino dei coaguli che, andando in giro per l'organismo, provocano dei danni. Normalmente, insomma, tanti pazienti affetti da fibrillazione atriale prendono dei farmaci anticoagulanti, quello che era il Coumadin un tempo, anche adesso per certe patologie, o degli anticoagulanti di nuova generazione. L'anticoagulante ci protegge dai rischi della fibrillazione atriale, quindi un paziente che soffre di fibrillazione atriale e che prende un anticoagulante è fondamentalmente esente dai rischi, quindi può stare sereno. Ovviamente avverte un sintomo, ma il sintomo non è pericoloso. Quello che è pericoloso è che dentro si formino i coaguli. Se il paziente è anticoagulato, questo rischio non esiste più, quindi si può stare sereni. Chiaro che se il cuore batte a frequenze molto elevate e la cosa, come abbiamo detto prima, non passa, anche con l'assunzione di farmaci di cui comunque il paziente fibrillante di solito ha a disposizione, i farmaci che rallentano il ritmo cardiaco, la cosa non va, allora è giusto venire, ma senza allarmi particolari. Si può attendere un'ora, si possono attendere 2 ore, perché comunque il paziente è protetto dalla sua terapia. Benissimo. Fin qui abbiamo parlato del cuore, quindi del dolore toracico e appunto delle anomalie che sentiamo nel battito, eccetera. È un periodo invece questo in cui ci sono tante persone malate, allettate, influenza, con tutto quello che può comprendere questa parola. Sappiamo che c'è ancora appunto un po' di Covid, eccetera, insomma circola un po' di tutto, siamo verso il picco, temo, anche dell'influenza, quindi la situazione è solo destinata ai noi ad allargarsi quantomeno. Quando è il caso di andare in pronto soccorso in caso di febbre, dottore? Magari c'è anche differenza tra le varie età della vita, è possibile, assolutamente, no? Assolutamente. Allora, diciamo che la febbre, intanto diciamo il valore, insomma una febbre fino a 38-39 non ci deve allarmare, generalmente sono febbri, temperature più alte, quelle che devono un pochino darci un campanello d'allarme. Oltre alla temperatura guardiamo anche alla durata, una febbre anche fino a 38-38,5 che duri fino a 2 o 3 giorni non ci deve anche in questo caso allarmare, nel senso che è compatibile con una delle tantissime sindromi influenzali che dilagano. Pertanto, e ovviamente anche in relazione poi alle condizioni del soggetto, un giovane adulto sano che non ha patologie particolari, con una febbre che non superi 39 entro i 2 o 3 giorni, può semplicemente e in sicurezza gestirla con gli antipiretici di uso comune, la tachipirina al dosaggio corretto. La tachipirina al dosaggio corretto è 1500, lo ricordiamo, è un dosaggio pediatrico, l'adulto deve prendere 1000 di tachipirina in un'unica somministrazione, altrimenti non serve assolutamente a niente o a poco, e lo può prendere chiunque. I pazienti che non possono prendere la tachipirina lo sanno perché hanno delle patologie per cui vengono avvertiti del caso. Tutti possiamo prendere 1000 di tachipirina e deve essere presa ogni 6-8 ore, quindi se risponde a tachipirina soprattutto si può stare tranquilli. Febbri che vadano a temperature più elevate e che durino per più tempo in soggetti che hanno già delle altre patologie, soprattutto se associate ad altri sintomi, devono portare l'attenzione al pronto soccorso. Una febbre alta che dura tanto o che dura anche da meno di 3 giorni, associata per esempio a una forte cefalea intensa, un piccolo mal di testa che ci sta semplicemente anche con il rialzo della temperatura, ma con una cefalea più invalidante forte, oppure con uno stato di confusione mentale. Questo riguarda soprattutto i pazienti da una certa fascia d'età in su, però anche nel giovane può capitare. Questo lo vedono ovviamente chi sta intorno al paziente, perché non il paziente stesso. Vediamo un paziente che è francamente confuso, che non vuol dire che è un po' assopito, questo ci sta con la temperatura, parliamo proprio di confusione mentale. Una febbre associata ad una gola molto gonfia, per esempio, che ci deve far pensare che ci possa essere
qualcosa che va visto da un medico, anche dal medico di base, se non avete del medico di base, comunque anche da noi, ma che deve essere, che non può essere gestito a casa con scioltezza. Si può attendere il curante, ma bisogna farsi vedere, certo. soprattutto una febbre associata a sintomi respiratori, quindi una febbre che si associa ad affaticamento respiratorio. Si va tranquillamente col soccorso. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Sì, pronto? Prego signora, chi è? Da dove chiama? Sì, sono la signora Tominato Maurina, chiamo da Saghereda. Molto bene, qui vicino, ci dica signora. Sì, qui vicino. Ascolta, io volevo chiedere, mio marito è stato messo la macchinetta al PEC-SME del 2023 a novembre, poi è stato controllato a febbraio, adesso deve aspettare il prossimo controllo fino al 26 aprile-maggio. Non è un po' troppo da aspettare con questi problemi? Lui non ha problemi, si sente... Allora, cara, io purtroppo mi occupo di un'altra cosa che è l'urgenza. Le liste d'attesa nello specifico non le conosco perché non sono proprio il mio mestiere, conosco la situazione in generale, so che sono delle liste d'attesa ovviamente un pochino lunghe per tutti, su cui comunque si sta cercando attraverso tutta una serie di strumenti di riprendere i tempi in epoca post-Covid, quindi c'è un grande sforzo da parte dei sanitari che ci sono, che rimangono a lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale per recuperare le liste d'attesa. Se le è stato dato un tempo simile significa che non ci sono dei campanelli d'allarme, direi io, assolutamente, altrimenti sarebbe stata convocata prima. Certo è un disagio attendere così tanto, ce ne rendiamo conto tutti, assolutamente, e può anche provocare paura, però io credo che chi l'ha messa in lista d'attesa, insomma, avrà valutato le cose, avrà valutato i sintomi. Questo non significa che se intervengono dei sintomi nuovi, diversi, se il paziente ha dei sintomi come quelli che abbiamo descritto, sia lecito rivolgersi alle strutture sanitarie. No, aspettare, insomma. Se no, tutti quanti devono aspettare, purtroppo. Grazie signora, gentilissima. Allora, sempre appunto come dice il dottore, che non intervengano cose nuove, e lì naturalmente una telefonata al medico curante è il caso di farla. Assolutamente. Quindi dottore, abbiamo parlato di quelle che sono le febbri che ci devono un pochino allarmare e anche in realtà di quelle che possono essere curate a casa. Abbiamo detto antipiretici, c'è qualche altro consiglio che possiamo dare per la gestione di queste febbri anche alte? Allora, antipiretici e per eccellenza la tachipirina, il paracetamolo, ecco, perché quello assolutamente è il farmaco di prima scelta per gestire la febbre e che possono prendere tutti in sicurezza, anche a stomaco vuoto, anche se si prendono gli anticoagulanti, basta non essere ovviamente allergici, ma il soggetto allergico lo sa. Quindi tachipirina fino a 3 volte al giorno, 1000, la possiamo prendere in assoluta sicurezza, è un farmaco che non fa male allo stomaco, non è pericoloso per lo stomaco, si può prendere con gli anticoagulanti, si può prendere la cardioaspirina, si può prendere sempre. Un'altra categoria di farmaci che si possono assumere sono i comuni antinfiammatori che abbiamo a casa, l'ibuprofene, il chetoprofene, anche queste sono delle ottime alternative, soprattutto nell'intervallo tra le 2 somministrazioni di tachipirina, quindi in quelle 6-8 ore ho ancora il rialzo febbrile oppure ho i dolori, ho un sintomo che devo gestire, posso prendere 400 mg di ibuprofene tranquillamente oppure di un altro antinfiammatorio, in maniera che intervallando i farmaci si possa avere una migliore copertura. Ibuprofene è sempre meglio a stomaco pieno, perché bisogna prenderla sempre. L'altra cosa è idratarsi molto. Quando si ha la febbre, si è spossati, si tende, soprattutto i pazienti anziani che non gestiscono da soli, a bere poco, questo va malissimo. Bisogna bere perché l'organismo con la febbre, con l'alta temperatura, perde liquidi. Perde più liquidi del solito, quindi è molto importante integrarli. Normalmente cioè è cosa comune per noi vedere dei pazienti che arrivano complicati solo per il fatto di essere disidratati, anche se veramente complicati, parliamo soprattutto di pazienti anziani, quindi bere importantissimo. Senta, ma la febbre bisogna necessariamente contrastarla? No, non è che bisogna necessariamente combatterla. La febbre è un sintomo, noi lo consideriamo un sintomo, in realtà è un meccanismo di difesa dell'organismo.
è uno dei primi meccanismi di difesa che l'organismo alza nei confronti di un germe, che può essere un virus, un batterio che entra nel nostro organismo, uno dei più anche antichi se vogliamo, e comunque una delle prime linee del nostro sistema immunitario. Quando un germe estraneo entra, l'organismo, attraverso una serie di strade biochimiche, fa innalzare la temperatura corporea, è il primo ponte levatoio contro l'estraneo che entra, e non bisogna abbatterla alle prime linee, nel senso che non occorre prendere ed è controindicato, insomma non è una buona prassi per 37,5, 37,8, va presa quando la febbre tende ai valori più alti e soprattutto in condizioni di sofferenza, ok? Quindi quando si comincia ad essere sofferenti per motivi più disparati, insomma, possono portare a questo, allora febbre alta con sintomi poco tollerabili è indicato assolutamente abbassarla e non tenersela, perché bisogna sempre essere forti. Ecco, mi viene in mente un riferimento di cronaca che vediamo proprio in queste ore, abbiamo visto questa mattina la ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini che ha portato la bimba all'ospedale con le convulsioni addirittura da febbre. Nei bambini può capitare, ma un genitore, come diceva lei, perde 20 anni di vita. Assolutamente sì, per i genitori è sempre drammatico vedere, a meno che non sia una cosa conosciuta, nel senso che tante volte i bambini soffrono, tendono a soffrire queste cose, per cui la prima volta però è sempre ovviamente un evento drammatico, perché una convulsione è qualcosa di spaventoso anche nell'adulto, immaginiamoci nel bambino piccolo, insomma, quindi è assolutamente, anche se poi la cosa è gestibilissima, perché una convulsione febbrile nel bambino, ne vediamo tantissime, non è un indicatore di qualcosa di grave, però sì. È bruttissimo da vedere e comunque appunto ne gestite parecchi, insomma, mi pare di capire. Assolutamente. Dottore, grazie, il tempo è terminato. Io ringrazio il dottor Tony Darisi, direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo, per tutti questi buoni consigli che ci ha dato. Speriamo di essere stati utili. Grazie come sempre a Alessandro Granziera e a Marco Gagliazzo in regia. Vi ricordo alle 16:13 il cinema, il film d'avventura con Jack Hunter e il tesoro perduto di Ugarit. Noi ci fermiamo qui, naturalmente appuntamento ai telegiornali di questa sera, ancora a tutti un buon pomeriggio, arrivederci. Arrivederci.